Casale sul Sile disposta l'autopsia sul corpo del 18enne trovato morto in casa dalla mamma. La procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. L'ipotesi è quella della morte come conseguenza di un altro reato. Si è spento 4 mesi e mezzo dopo l'incidente. Un docente di 63 anni di Arsiero nel Vicentino, Paolo Borgo, era stato travolto lungo la stessa strada in cui vennero travolti e uccisi i genitori. Ennesimo incidente lungo il tratto maledetto della 4 tra Cessalto e Santino di Livenza. Furgone centra un tiro, un ferito, lungo e coda in direzione Trieste. Nuova allerta meteo fino a domani in Veneto, criticità idraulica lungo l'asta dell'Adige dove i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una persona, diversi gli interventi anche nel Rodigino per una tromba d'aria. Apparentemente nessuna falla sullo scafo, così l'armatore veneziano della motonave Audace il giorno dopo l'incidente al lago di Garda dove l'imbarcazione ha rischiato l'affondamento con a bordo 76 passeggeri. Non rivendichiamo ma proponiamo un candidato meloniano per le prossime regionali. Elena Donazzano ufficializza la sua disponibilità alla corsa per il Veneto, mentre in Casalega si dicono pronti a correre da soli. La festa di Sant'Antonio, Basilica e Sagrato affollati da migliaia di pellegrini arrivati da tutto il mondo. La pace è un tema principale della giornata, raccontata in diretta sulle reti media nord-est. Buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto parte dalla Marca trevigiana con la tragedia di Casale sul Sile. Il 18enne trovato morto dalla madre. Sul corpo del giovane è stata disposta l'autopsia, aperta un'indagine senza indagati per morte come causa di un altro reato. Cerchiamo di capire perché. Una morte improvvisa, avvolta per ora nel mistero. Filippo Simeonato, 18 anni, è stato trovato privo di vita dalla mamma rientrata a casa nel pomeriggio. Era disteso a terra nella sua camera con segni evidenti di un'intossicazione. Accanto c'erano alcune bottiglie di birra e farmaci che il giovane prendeva abitualmente. Il 18enne, infatti, con qualche problema di fragilità da tempo, era in cura con una terapia. La chiamata dei familiari al 118, ma all'arrivo gli operatori del SUEM non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata poi trasportata all'obitorio dell'ospedale Cafoncello di Treviso. La procura ha aperto un fascicolo senza indagati per morte come conseguenza di altro reato. Questo per poter disporre l'esame autoptico che verrà eseguito nei prossimi giorni. Saranno effettuati anche tutti gli accertamenti tossicologici per cercare di dare delle risposte ad una morte per il momento inspiegabile. Gli inquirenti sospettano che il decesso possa essere dovuto ad un'intossicazione di farmaci, alcol ed altre sostanze, un mix fatale. Attualmente pare invece esclusa l'ipotesi di un gesto estremo. Le indagini dei carabinieri che stanno ricostruendo le ultime ore del ragazzo appena maggiorenne. È stato sequestrato anche il cellulare per verificare con chi avesse avuto contatti, ma soprattutto capire chi avesse incontrato poco prima di tornare a casa. La morte di Filippo ha lasciato la comunità di Conscio sotto shock. Ci stringiamo attorno alla famiglia del giovane, a tutti loro esprimo la nostra vicinanza, dichiara il sindaco di Casale sul Sile Stefania Golisciani. La perdita improvvisa di un ragazzo così giovane rappresenta un dolore immenso per tutti noi. L'intera comunità è sconvolta, siamo senza parole. L'amministrazione comunale è vicina alla famiglia e si mette a disposizione per dar loro un sostegno nell'affrontare questo difficile momento. Arsiero, Paolo Borgo non ce l'ha fatta. Il 63enne investito da un'auto lo scorso 28 gennaio mentre camminava lungo la provinciale 350. L'insegnante, che non si era mai ripreso, è morto martedì all'ospedale di Sant'Orso dopo 4 mesi e mezzo di agonia. Era stato travolto da una Volkswagen Polo condotta da una 53enne residente come lui ad Arsiero, poco distante dal punto in cui nel 2011 erano stati investiti e uccisi da una macchina anche i suoi genitori. Docenti di italiano all'Istituto Tecnico Giacomo Chilesotti di Tiene lascia il fratello. La procura berica indaga per omicidio stradale. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia. E siamo al maltempo che si è abbattuto soprattutto nel Rodigino e nel Veronese. C'è una nuova allerta meteo fino a domani, criticità idraulica soprattutto per l'asta dell'Adige dove ieri i vigili del fuoco hanno tratto in salvo un 37enne, diversi gli interventi anche nel Rodigino a causa di una tromba d'aria. Partiamo da qui.
Vigili del fuoco in azione questa mattina per la messa in sicurezza delle abitazioni colpite nel tardo pomeriggio di ieri da una tromba d'aria in località Santo Stefano di Melara. Diversi i tetti scoperchiati dalla furia del vento su cui i pompieri hanno sistemato coperture provvisorie. Il maltempo si è abbattuto soprattutto nel Veronese con diversi alberi caduti. Uno, un pino marittimo, è caduto su un serbatoio GPL di un'abitazione privata a Cerea in provincia di Verona. L'urto ha provocato la rottura del gruppo valvolare del serbatoio facendo fuoriuscire una copiosa quantità di gas. 2 le squadre dei vigili del fuoco che hanno operato. Pompieri che nella serata di ieri hanno anche tratto in salvo un 37enne caduto nell'Adige all'altezza del Ponte di Pietra. L'uomo aveva nuotato fino all'altezza del Lungadige San Micheli. Qui è stato raggiunto da una corda della polizia. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto intanto ha emesso un nuovo avviso di allerta gialla fino a venerdì. La criticità riguarda il permanere di livelli sostenuti lungo l'asta del fiume Adige. Ancora maltempo con vento e grandine che hanno fatto danni ingenti nei campi sul confine tra Salgareda e Noventa di Piave. Ne abbiamo parlato con gli agricoltori. Qua sono caduti circa una pressione d'acqua di 720 mm ora e unitamente al vento circa 70 km orari e la grandine se vuole può tranquillamente testimoniarla sui tralci, vedere ormai non è rimasto quasi nulla. Una cosa così non l'ho mai vista da quando che ho il monitoraggio dei dati aziendali. Giovanni Busanello mostra i numeri di una nottata da Tregenda, così come certificati dalla centralina meteo professionale installata a presidio dei suoi campi, diversi ettari sul confine tra Salgareda e Noventa di Piave. Questo è quello che è capitato, in 10 minuti furibondi e il risultato lo testimoniano le immagini. In via Concordia poche le colture risparmiate, così i vigneti dell'azienda dell'ex campione di nuoto Leonardo Tumiotto, dove si è recato anche il sindaco di Salgareda Andrea Favaretto, che ha incontrato mamma e sorella. Erano proprio disperate perché lavorare tanto e poi trovarsi con almeno il 50-60% del raccolto danneggiato. Vedete, questi qui si porteranno oltre i danni locali, cioè odierni, di questa raccolta di uva di quest'anno, quello che ci sarà, ma tutti i danni successivi nelle annate successive, insomma. Il mix di grandine e vento ha spogliato e distrutto i vigneti, ma non solo. Con il passare delle ore la conta dei danni si aggiorna al rialzo. Anche il mais, ma anche il frumento che si trova qua vicino, anche aziendale mio, praticamente distrutto. Il di sopra, tranciato a livello come passava il vento, tutto lo vedi. Ennesimo incidente lungo il tratto maledetto tra lo svincolo di Sastino di Levenza e il nodo di Porto Gruaro. Secondo una prima ricostruzione sembra che il conducente di una furgone non si sia accorto del tir che procedeva a bassa velocità. Davanti a lui l'impatto è stato inevitabile. L'uomo è rimasto ferito e sul posto sono arrivati i soccorritori con il personale del 118, dei vigili del fuoco, oltre che la polizia stradale e il soccorso meccanico per la rimozione del mezzo. Inevitabili i rallentamenti e le code per chi da Venezia doveva dirigersi verso Trieste. Nessuna falla sullo scafo, parla l'armatore della motonave Audace Pier Filippo Vidali il giorno dopo l'incidente 5 miglia a largo di Grado, in cui l'imbarcazione ha rischiato l'affondamento con a bordo 76 passeggeri, tutti poi tratti in salvo. Intanto Asso Utenti ha diramato una nota in cui chiede ad APT di Gorizia l'apertura di un tavolo per i risarcimenti a favore dei passeggeri. Dopo il rischio affondamento 5 miglia a largo di Grado, la paura e lo shock per gli 81 passeggeri più membri dell'equipaggio, tutti tratti in salvo, oggi è il momento dell'analisi dell'accaduto alla motonave Audace, l'imbarcazione armata dal veneziano Pier Filippo Vidali che garantiva il collegamento Grado-Trieste per conto di APT Gorizia dal tardo pomeriggio di ieri, trainata a Porto Nogaro in un apposito bacino. L'imbarcazione è sotto sequestro giudiziario per gli accertamenti del caso. Il PM di turno De Bortoli ha già aperto un fascicolo, ma le prime foto scattate alla chiglia dello scafo non sembrano evidenziare falle evidenti. Io chiaramente sono andato là sul posto, volevo ribadire che la barca è arrivata in cantiere con i motori accesi, non è più che altro ribadire, nel senso quello che ho visto. Da un primo esame non capisco, poi
chiaramente dall'esterno, sai, da distante è difficile fare un'analisi, bisogna che i tecnici facciano le loro verifiche. Da un primo esame non sembra che ci siano all'apparenza falle. L'armatore ha ribadito a più riprese che l'Audace, pur avendo la prua molto appesantita dalla presenza di acqua, è arrivata in porto trainata con rimorchiatore e con i motori diesel in funzione. Si era allagato il gavone di prua completamente, chiaramente è strano perché quando c'è un buco è evidente, no? Entra da lì, quindi a posto. Quando invece hai tutto un gavone pieno di acqua e poi tirano sulla barca e di acqua non ne esce, cioè vuol dire che come è entrata dovrebbe uscire, no? Invece non è uscito niente. Intanto sul caso interviene Assoutenti, che chiede risarcimenti in favore dei passeggeri coinvolti. Si tratta di un incidente grave che avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche, spiega il presidente Gabriele Melluso. In attesa che siano accertate le cause che hanno determinato l'episodio, è evidente che gli 81 passeggeri coinvolti debbano essere risarciti per i danni morali e materiali subiti e per il pericolo che hanno corso sul fronte della sicurezza e della propria incolumità. Chiesto alla PT di Gorizia di aprire un tavolo di confronto con Assoutenti volto alla definizione di indennizzi automatici in favore dei viaggiatori presenti sulla motonave Audace. L'Associazione dei Consumatori ha offerto assistenza legale a tutti i passeggeri coinvolti tramite un'area dedicata sul proprio sito web. Una giornata adrenalinica a Gardaland, siamo nel giugno del 2021, si è trasformata in un incubo per una 17enne di Mestre durante un giro sulle montagne russe più famose del parco. Ad un certo punto la cabina ha sbandato facendole prendere una botta alla testa contro il manubrio di plastica rigida dell'imbraccatura di sicurezza, provocando lesioni da trauma cranico con nausea e giramenti. È stata sporta querela il 26 luglio, l'amministratore delegato e il direttore tecnico del parco dovranno rispondere davanti al giudice dell'accusa di lesioni colpose. Qualora non si avvenisse un accordo risarcitorio, ha commentato il legale, la persona offesa avrà il diritto di costituirsi parte civile nei confronti degli imputati al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti. A Venezia stava per compiere l'ennesimo borseggio a danno dei turisti. Le Fiamme Gialle di Venezia hanno arrestato una 22enne bosniaca ricercata. Durante i servizi quotidiani di controllo del territorio, i militari della Guardia di Finanza di Venezia hanno fermato 2 ragazze che stavano per derubare alcuni turisti. Sottoposte a un controllo, si è scoperto che nei confronti di una delle due, una 22enne di origine bosniaca, pendeva un ordine di carcerazione emesso nel 2021 dal Tribunale per i minorenni di Roma per una serie di furti aggravati commessi quando ancora non aveva compiuto 18 anni. A quel punto i finanzieri l'hanno arrestata e, vista l'età inferiore ai 25 anni, in relazione ai reati commessi prima di diventare maggiorenne, è stata accompagnata presso l'Istituto Penitenziario Minorile Femminile di Pontremoli. Le attività di contrasto anche al fenomeno dei borseggi delle Fiamme Gialle, insieme alle altre forze dell'ordine, continuano sia nel centro veneziano che in terraferma. Siamo alla politica, non rivendichiamo ma proponiamo un candidato meloniano per le prossime regionali. Ed Elena Donazzana, le di preferenze alle europee, che ufficializza la sua disponibilità alla corsa per il Veneto, mentre in casa Lega si dicono pronti anche a correre da soli. Senza un ulteriore mandato del Presidente si apre comunque uno scenario di una nuova presidenza e oggi il partito che ha il maggior consenso in Veneto è Fratelli d'Italia. Non reclamiamo ma proponiamo questa soluzione, dice l'assessore Elena Donazzan, 19 anni in regione e ne fa una questione di consensi. Ad un anno dalle elezioni regionali il Veneto è ufficialmente la regione più meloniana del paese e così come è accaduto alle ultime politiche del 2022, anche in questa tornata elettorale le percentuali dei fratelli sono alte. Fratelli d'Italia è il partito che oggi ha il maggiore consenso in Veneto e per Fratelli d'Italia la regione del Veneto è la prima regione in Italia. Inoltre Fratelli d'Italia non ha nessun presidente di regione nel nord Italia. Una serie di frecce scoccate dall'arco che non chiama alla resa dei conti ma chiede lucidità nelle intenzioni degli alleati. Donazzana è limpida, dalla sua alle oltre 60.000 preferenze, oltre a quelle perse per colpa del voto disgiunto. Si dice per questo pronta a lasciare l'Europa se richiamata per una campagna elettorale in regione. Potrei avere un profilo legato alle competenze, certamente, le metto a disposizione dei veneti, del mio partito e della coalizione.
Nessun passo indietro dunque, nonostante la Lega all'indomani del voto abbia cercato di ricompattarsi al suo interno, con il consigliere capogruppo Alberto Villanova in linea, e non succedeva da tempo, con il suo segretario Alberto Stefani, che a mezzo stampa ha ipotizzato per il Carroccio anche la corsa in solitaria. La Lega insomma non rinuncerà a proporre il proprio candidato. La nostra è una regione che è stata la culla del leghismo, è una regione che è amministrata da diversi anni dal nostro governatore Luca Zaia, e se non potrà essere lui a governarci perché da Roma non vorranno ancora ascoltare la richiesta che parte dal territorio di concedere un ulteriore mandato, ecco allora che noi come Lega avremo, secondo me, il dovere di mantenere la guida di questa regione, perché per noi è una regione da un valore simbolico e politico inestimabile. Quindi ha fatto bene il nostro segretario Alberto Stefani ad aprire a tutte le possibilità. Con le immagini ora alla Camera, dopo l'aggressione di ieri durante la seduta del DDL Autonomia, la maggioranza ha declassato quanto accaduto a disordini, ma l'opposizione unita scenderà in piazza martedì prossimo. Noi abbiamo sentito il senatore segretario del Partito Democratico Veneto, Andrea Martella. Non è stata una bagarre, non è stata una rissa. E c'è stata una vera e propria aggressione squadrista ieri alla Camera, perpetrata da alcuni deputati della maggioranza contro i deputati della minoranza che stavano cercando di consegnare simbolicamente un tricolore al ministro Calderoli. Si può discutere su questo gesto, ma non si può discutere di quanto sia invece da condannare totalmente un'aggressione di questo genere. Queste immagini sono immagini che sicuramente non aiutano la politica, non aumentano la sua credibilità. Dico anche che oggi l'estensionismo sarà anche ancora un po' cresciuto a causa di queste immagini, ma è chiaro che le responsabilità sono di una parte politica, cioè quella che in aula poco prima poi ha inneggiato la decima massa. Il confronto è necessario e mai e poi mai deve diventare aggressione o scontro. Alla Basilica del Santo ora, oggi è il giorno del Santo Sant'Antonio, una diretta che le reti media nord-est hanno seguito a partire dalle 6:30 del mattino. Andiamo a vedere con le immagini che cosa sta andando in onda. C'è proprio la processione del Santo per le vie della città. Sono davvero centinaia di migliaia i fedeli che hanno scelto di essere presenti e di venire a salutare il loro Santo. Questo è davvero uno dei momenti più toccanti della giornata di Sant'Antonio, il 13 di giugno, ovvero la processione del Santo per le vie della città, processione che in epoca Covid fu fatta con l'elicottero e il Santo sorvolò i cieli del Veneto. Allora adesso andiamo a sentire le voci dei fedeli raccolte dai colleghi fuori dal Santo. Da dove arrivate? Da Mestrino, Monte Galdella e Cervarese. Ma avete fatto a piedi? No, siamo arrivati adesso per la Santa Messa. Da piedi da dove? Da Rovigo però sono venuto da Mezzavia questa volta. Quindi quanti chilometri ha fatto? Una quindicina circa. A che ora è partito? Stanotte verso l'una. Chi arriva a piedi qui? Lei da dove? Noi arriviamo da Este. Da Este? Sì, comunque io arrivo da Torino. Niente, abbiamo fatto questo pellegrinaggio, siamo in 5. Ma prima da Torino è arrivato treno, certo. No. E da Este quanto ci avete messo? Siamo partiti ieri sera, erano le 10:15. Poi ci siamo fermati un attimo perché c'è stato un temporale. Infatti. E adesso siamo qua. Bellissimo, si vede già da fuori che è bellissimo. Bello, veramente bello. Ne valsa la pena. È diciamo ogni anno ci teniamo ad esserci. È un giorno importante. È attrezzato, è venuto a piedi? A piedi, assolutamente a piedi, insomma. E 2 Carrare. Quanto ci ha messo? Insomma, è stato un piacere. No, certo, ma è una cosa bellissima, scherzo. Però avete preso l'acqua anche voi? No. Che emozione è per lei la devozione? Una volta all'anno, molta. Mi ha salvato la vita. Posso chiederle come mai? Bimbo mi ha salvato la vita. E quindi per lei è rimasto nel cuore È un santo che ti ha protetto e ti ha salvato la vita. Un altro grande evento nel nostro Veneto è la Dunata Triveneta degli Alpini. Allora, per i preparativi siamo a Bibione con il nostro Lucio Zanato. Buonasera Lucio.
Buonasera Anna, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Come vedete alle mie spalle è tutto pronto, almeno per quanto riguarda qui Piazza Fontana, dove c'è il palco delle autorità, la postazione per le nostre telecamere, la posizione per il Labaro, per il raduno triveneto degli alpini, gli alpini del nord-est. Tutto pronto, dicevamo, qua, e tutto pronto anche per quanto riguarda le altre iniziative, ovvero le mostre, ma anche gli incontri. Domani mattina ci sarà la staffetta della solidarietà che parte dalle Alpi per arrivare a quota zero, che poi è il titolo di questo raduno. Ma vi racconto tutto nel servizio che abbiamo preparato e montato qui a Bibbione e poi ti restituisco la linea. Sono dei fiocchi tricolori, il primo segno della pacifica invasione degli alpini a Bibbione. È il raduno delle penne nere dalle Alpi a quota zero, che sta richiamando in riva all'Adriatico gli alpini del nord-est. Alcune pattuglie sono già operative da giorni e oggi stanno ultimando mostre, stand dei campi scuola e mettendo a punto tutte le attività collaterali allo sfilamento della domenica mattina. Quanti alpini sono già attivi? Qua saremmo stati una cinquantina stamattina. E invece quanti vi aspettate arrivino in questi 3 giorni? Io spero che arrivino più di 10.000. Bandiere tricolori in tutta la città, in particolare lungo Viale Aurora, dove le penne nere sfileranno dalle 10 di domenica. È la prima volta per Bibbione. Per voi, per il vostro gruppo, cosa significa questo raduno? È una soddisfazione, insomma, mettere in piedi una manifestazione del genere. Insomma, qui da noi non c'è mai stata, ospitare tutti questi alpini è una bella cosa. Insomma. Oltretutto dimostrare che gli alpini stanno bene anche a quota zero. Assolutamente sì. Bibbione è arrivato dopo le guerre, però insomma è l'entroterra del nostro comune, di storia ne ha passata, insomma, sia la prima che la seconda guerra mondiale. Quindi insomma qualcosa da raccontare abbiamo. 3 giorni per un raduno che seguiremo con servizi nei telegiornali, ma anche con le dirette dei maggiori eventi come la messa alpina di sabato mattina o i cori e le fanfare del sabato sera, ma soprattutto con lo sfilamento che racconteremo sin dalle 7:30 di domenica mattina, a confermare come Antenna 3 sia la televisione degli alpini. Con queste immagini ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.